Buonasera a tutti voi, cittadini di Scafingiu, cittadini sardi, cittadini italiani, cittadini dell'Europa e dessa Brexit che indusate bogausu dall'Europa. Siamo qui a Reti Unificate per il discorso alla nazione. Il primo pensiero va alla piccola Greta che si sta battendo per un mondo migliore. Noi di Scafingiu te l'appoggiamo in pieno. Tant'è che abbiamo aderito al protocollo di Kyoto e dall'anno prossimo sta corriera che da Scafingiu va a Cagliari ogni mattina non andrà più a nafta agricola che inquinata, ma andrà a nafta furata che risparmiata. In secondo luogo mi rivolgo a lei, Presidente Donald Trump, che ci ha dimostrato che con l'impeachment, quando uno si va disfatto su disastro, prima o poi da beccata omnidonto. E parlando di omnidonto, mi rivolgo anche al Presidente Kim Jong-un dessa CIA, il quale con Trump si sono stretti la mano e hanno dimostrato al mondo intero che la pace nel mondo è nelle loro mani. Manus la dammini, appunto. Parlando di Sardegna, la ribalta nazionale quest'anno la Sardegna è arrivata grazie ai pastori sardi, il quale hanno protestato per il prezzo del latte all'urlo del suburrinco sardo d'usezzi in tonotta scetti e tenta regione po suburrinco, su sardo d'antisezio gusto tavuro e sicuramente danta torraia sezzi cadivragidi. Mentre mi rivolgo al presidente Giuseppe Conte parlando di politica nazionale, il quale oltre ad essere un uomo intelligente, un avvocato de sazia e quant'altro, ha dimostrato di essere anche uno stratega, un politico valido, il quale in un anno ha fatto 2 governi, uno con Di Maio e Salvini, l'altro con Di Maio e Renzi. Praticamente ha cambiato su Scimpros, ma Di Maio e Varrao. Vabbè, sono cose che capitano. E rivolgo anche un saluto a Di Maio, il quale è diventato alla ribalta sarda grazie al suo fidanzamento con la bellissima Virginia Sava de Geragius. L'appello che gli fa Selargius, signor Di Maio, è questo: venga a Sagoia Antiga, betta da su corredo, cannoso bettoso su schidone e poi vediamo chi vince. Mentre per le sardine il mio pensiero va a loro, un movimento bellissimo, il sale è pronto, le scatolette lo stesso, stiamo aspettando soltanto voi qui a Scafingiu. Mentre l'ultimo saluto, e poi vi lascio, è per Maria Elena Boschi, la politica dell'anno, la politica veramente con la A maiuscola, la quale ha dimostrato che l'Italia è viva e non solo, grazie a Dio, secondo da Bios, fa nascere tantissime aspettative a tutti. Maria Elena, noi di Scafingiu ce la faremo quest'anno ad Isezzi, ti sediamo nel governo, nella sede del governo appunto. Grazie a tutti, il mio saluto e il mio augurio per tutta la popolazione di Scafingiu e non. Baci, abbracci e satragosa in faccia. Ciao!